Che cancro. Buongiorno Italia! CB, devo sempre iniziare io i video ogni volta, sempre io, e tu niente, sempre tutto io, perché senti come passano le macchine e tu hai la scusa che sei vecchia. Ok, il CP è in pensione per queste cose. Oh, oggi facciamo una cosa strana. Allora, tu saprai già cosa andrò ad aprire, ma io no. Questo perché sono in arrivo tante cosine carine e io che sono curioso non dico di no, e sono cose che poi anche regalo a Giacomo, regalo agli amici, hai capito? E basta ciance, singano, 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 taia. Ok, madonna, che pressa, che ansia, oh, cioè manco rilassarsi un momentino, godersi sti momenti in compagnia che un dice verso una roba, fa solo spacchettamenti. Beh, ecco, vedi cosa possiamo imparare da questi qui. Cosa sono? Cinesi? Origine Xinjiang Lao, sì, credo siano cinesi. Hanno ricoperto tutto il pacchetto con nastro adesivo, quello trasparente, quindi anche tu se devi spedire qualcosa a qualcuno di importante, di tecnologico, ok, o comunque anche di umidificabile, sai che questo, vedi, è una piccola accortezza, per nulla una genialata, però effettivamente pochi ci pensano e ancora pochi lo fanno. Per imparare in generale, per progredire in generale, non è proprio che devi imparare dagli altri, è sbagliato, e l'avevo già detto anche l'altra volta. Bisogna ascoltare gli altri, osservare gli altri, hai capito? Quindi ho osservato questi e ho detto, ma guarda, mi pare una roba intelligente da girare del nastro adesivo tutto scatolone, che se goda spedighe, non so, dei foto del mio buricchio amorosa e manco qua piovano e si rovina. Come CP? No, no, altro che ciccio in chat, da noi altri si usa ancora il cartaceo. No, aspetta un attimo, perché effettivamente c'è ragione che su. Ragazzi, ma scusate una roba, ma una volta, quando non esistevano gli smartphone, come ho chi fea mandare il ciccio in chat e tose? Io spedia per posta. Io fai una foto, io fai sviluppare dal fotografo in camera oscura, dopo io metteva dentro una busta e in posta, cioè al francobollo e spedia. Non so, altri che si piveci più esperienza. Però vedi, sempre osservando dagli altri, ste che fa un pacchetto così amorosa, sta qua si nervosisce, ok, a spacchettarlo e dopo non ti ha da P. Quindi quando le ragazze o le donne dicono, che dopo chissà se è vero o no, che vogliono le cose semplici, un uomo semplice, le cose semplici, le attenzioni semplici, magari intendono questo, ok? Ossia, che te mandi il pene in chat in formato cartaceo ma imballato semplice. Siciliano, minchia, minchia, friulano, magna polenta, triestino, vai malora, triestino, vai malora. No, non me la ricordo più, bisogna sentire il pelus. Ma no, Cristino, triestino, dai. Allora è così, triestino che va in malora. Ci rivedremo domani mattina in riva del mar. No, a me piace perché nella mia immaginazione mi trovo tipo in una piazza a cantare siciliano, minchia, minchia, e si girano i siciliani tutti incazzati che ti guardano così e ti fanno minchia, cazzo dici che io dico minchia. Contemporaneamente però, cioè contemporaneamente, subito dopo dico friulano magna polenta e allora loro dicono no, allora cioè, gli sta dando dei polentoni a quello, quindi ok, no, non è di parte, anzi sta offendendo di più i furlani e quindi va bene, va bene. Noi ci scherziamo, ma di che nella psiche umana non funziona così, di che non funziona così, dimmi, dimmi. Ah, le recessioni a modo mio. Backup camera. Ah, un'altra retrocamera. Ok, io ti metterò il link in descrizione perché va di moda non scriva P e Marche. Ormai mi manda roba così senza scrivere a chi che la fa. Bella, bella anche questa. Bella, bella. Fai vedere com'è la telecamera perché io non volevo anticiparti troppo. Ah, carina. Non volevo anticiparti troppo nel senso che questa la regaleremo a 2 punti.
Ah, per capirsi, quando ti dico che non posso portare il CP con me d'estate, adesso siamo in inverno, perché sono clienti, guarda tipo oggi dove abito, ok? In bordo di una strada, ok? Ci siamo capiti, quindi provo a immaginare col sole cocente e il cane dentro, anche no. CP, raccontiamo? Raccontiamo, non tanto che oggi siamo andati con la sorella a vedere la moto che voleva la moto. CP, guarda che ti guardano, guarda là, guarda che ti guardano, guarda lì, lì. Lì, esatto, lì. Allora, oggi bisogna raccontare che abbiamo bestemmiato tantissimo con Renato, che è il nostro commercialista, vero CP? Sì, perché anche CP è il commercialista. In quanto, cioè non contro Renato, ma con Renato, ok? Quindi abbiamo bestemmiato io e Renato, non il CP, perché il CP, essendo una specie canide, non sarebbero bestemmie, ma sarebbero preghiere. Digli CP. Questo perché adesso sarà obbligatoria, anche per le piccole partite a IVA, tipo i pezzenti come noi, la fattura elettronica, e noi questo ci ha fatto bestemmiare tantissimo. Sì, perché la fattura elettronica costa 35 euro all'anno, non so niente, va benissimo, meritatissimi, felicissimi di pagare solo 35 euro all'anno della fattura elettronica. Ma allora qual è il problema? La cosa che ha fatto veramente incazzare a bestia Singano e il suo amico commercialista, che sei un tu, Renato, che sei Udo, è il fatto che non l'abbiamo, cioè nessuno la chiede la fattura elettronica, capisci? Non è una cosa opzionale, tipo non so, ti te va a puttana ti dice 100 euro, ti dice Dio cari 70, però insomma sono cazzi tuoi, sei tu che decidi di andare a puttane, come sei tu che decidi di farti di crack e via discorrendo. Io non decido di andare a puttane, non decido di farmi i crack, ma soprattutto non decido di avere fattura elettronica, non voglio fattura elettronica. Psst, anche perché se io rimani a cake, magari mi ascolti, no? Io dicevo a Renato, in parte sarei favorevole alla fattura elettronica, però quella che dico mi, cioè io vi invio le fatture cartacee, che sarebbero dei PDF, li stampate voi per risparmiare Sky, no? Giustamente, e vi inzuppate bene 2 dita dentro un bel bicchierone d'acqua, dopodiché tac, li infilate nella presa del 220, ecco, quella è la fattura elettronica. Ma sì, Zipighi, ne è sempre una, ovvio che uno che gira i coglioni, e l'aumento del gasolio, e il gas quasi raddoppiato, e tasse de qua, e divieti de A, e Green Pass, e Ultra Mega Plus Green Pass, e... cioè, se prima eravamo schiavi, ora, non lo so, siamo più condannati. Però vabbè, non è nella nostra indole lamentarsi, o perlomeno lamentarsi troppo, perché ricordati, ti ho sempre detto che lamentarsi va benissimo, in quanto è semplicemente un tirare le somme, no? Un po' fare il punto della situazione, questo è il lamentarsi, ok? Il non lamentarsi, il far andare sempre tutto bene, è un atto di penetrazione passiva. In ogni caso, dopo aver tirato le somme, io, come altri italiani, abbiamo deciso di fare tanto più nero ancora per ripagarci di tutte queste spese non volute. A dir la verità, l'opzione numero 1 era cagare soldi dal culo, però ci abbiamo provato con tutto l'impegno, ma non ci siamo riusciti. Povera patria, schiacciata dagli abusi del potere, di gente infame che non sa cos'è il pudore. Si credono potenti e gli va bene quello che fanno e tutto gli appartiene. Tra i governanti, quanti perfetti e inutili buffoni,